L'associazione Eco delle Terre ha consegnato oggi a Venezia più di 3.000 firme utili a chiedere il rispetto tra i confini vicino a Pedemontana e Valsugana. Missione quasi compiuta. L'Eco dalle Terre, il coordinamento di gruppi civici che si batte per una gestione sostenibile del territorio, torna da Venezia con gli strumenti operativi per cambiare l'articolo del piano territoriale regionale che regola le aree entro un raggio di 2 km dagli accessi alle strade primarie, leggasi, Pedemontana e Nuova Valsugana. Le 3.500 firme consegnate al Presidente del Consiglio regionale Arruffato con la benedizione di tutti i capigruppo hanno fatto breccia a Palazzo Ferrofini. La delegazione del Bassanese ha ottenuto che l'abrogazione dell'articolo 38 venga discussa in Consiglio regionale. Dai caselli autostradali, dalle stazioni ferroviarie per 2 chilometri, con questo articolo la Regione ha la possibilità di fare quello che vuole. Cosa vuol dire in termini pratici? Vuol dire per esempio fare degli insediamenti commerciali nuovi, delle infrastrutture commerciali nuove, oppure decidere su fare nuove cave, sui rifiuti, insomma. Questo è il motivo per cui oggi abbiamo presentato queste firme, perché possiamo ritornare ad avere nostro il territorio. Il prossimo impegno di Eco dalle Terre è la raccolta delle 5.000 firme necessarie a promuovere una legge regionale di iniziativa popolare per la modifica del piano territoriale di coordinamento.